Intanto voglio salutare, per fare due chiacchiere, interviste di attualità sull'immigrazione, ma non solo, il governatore del Veneto Luca Zaia della Lega. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Senta, parliamo di vari temi, ma intanto mi ha colpito questo. Ieri lei, il 1° maggio, ha fatto questo slogan, diciamo, io sto con le commesse. Sapete che ogni anno al 1° maggio c'è questa battaglia sulla apertura o meno dei negozi, soprattutto dei centri commerciali. Perché Luca Zaia sta con le commesse e quindi con, immagino, la chiusura di tutti gli esercizi commerciali? Guardi, perché semplicemente sono una persona coerente, è una battaglia che ho condiviso fin dal suo inizio e penso che non è che si travolge l'economia o chissà quali altri parametri non tornano se si chiudono i centri commerciali la domenica. Noi qui abbiamo un vero e proprio movimento di popolo, di commesse e di commessi che chiedono di poter stare a casa giustamente la domenica. Ma lei dice anche la domenica in generale, non solo il 1° maggio, quindi non solo le festività, proprio anche ogni domenica lei chiuderebbe tutto? Ma sì, guardi, non c'entrava nulla a dire la verità. Profondo quello di pensare che comunque hanno diritto anche questi lavoratori ad avere un giorno di pausa, ed è altrettanto vero che, se è vero che ormai i centri commerciali diventano anche un centro di riferimento sociale per una passeggiata eccetera, noi in Veneto abbiamo un sacco di belle piste ciclabili, le colline, molte località da visitare, il Piave, insomma si possono portare i bambini all'aria aperta senza portarli ai centri commerciali. Questo sì, però le diranno che è antiliberale, no? Perché insomma la liberalizzazione dell'acquisto, anche la libertà di poter fare la spesa la domenica, se uno per esempio non può farlo. Guardi, le dirò che la libertà nostra finisce dove inizia quella degli altri e viceversa. Questo dovrebbe essere il liberismo. E le dico anche di più, che il tema della spesa è un tema che si può tranquillamente organizzare come si fa all'estero in molte altre giornate, magari con altre fasce d'orario, perché il vero problema della spesa è quello di poter magari trovare i negozi aperti alle 8 o alle 9 di sera, non sicuramente quello di trovarli la domenica mattina. Certo. Allora, veniamo al tema dell'immigrazione. Lei nei giorni scorsi ha ribadito, ha detto, secondo la mia posizione, Mare Nostrum, cioè questa missione per andare anche a salvare in mare i migranti, è stata un fallimento. Perché un fallimento? Cioè, quale alternativa ci sarebbe? Della linea respingiamoli? Guardi, la verità innanzitutto è che non si possono continuare a illudere delle persone spesso disperate sul fatto che in Italia ci sia il giardino dell'Eden, quindi noi mandiamo anche dei messaggi negativi. Pensi solo a che messaggi arrivano con le paraboliche nei paesi africani, nel Maghreb, in generale in tutti quei paesi dove noi mandiamo messaggi che abbiamo giochi a premi a tutte le ore, che è un divertimento continuo. Invece forse i messaggi giusti da mandare è che qui si stenta a vivere lavorando e molti sono disoccupati. Le dico ad esempio che in Veneto su 5 milioni di abitanti abbiamo oltre 500.000 immigrati, la quasi totalità si è bene integrata, partecipa alla formazione del nostro prodotto interno lordo, ma 30.000, 40.000 di questi adesso hanno perso lavoro. Però Zaia, diciamo, ci dà un'immagine come quando si diceva in Albania, quando arrivavano dall'Albania vedevano la TV commerciale italiana e pensavano che fossimo nel paese del Bengodi. Secondo lei vale ancora questo principio? Ma guardi, è esattamente così. Infatti io farei una pubblicità progresso spiegando cosa sta accadendo in Italia, perché se lei sente l'idea, io ne conosco moltissimi immigrati che ti danno di quello che pensano dell'Italia, poi ne viene fuori uno spaccato che sembra che sia il riscatto sociale garantito. Non è così. Quindi lei farebbe proprio una pubblicità dicendo, non so, in Italia si sta perdendo il lavoro, ma è proprio rivolta agli immigrati, cari stranieri, non venite qui? Magari un bel sottopancia, un rullo che scorre quando ci sono le trasmissioni via parabola, varrebbe la pena di farlo per tutti coloro, ovviamente, che hanno modo di accedere alle fonti di informazione. Mi deve dire una cosa, io colgo l'appello del Papa che dice che ci vuole umanità, e comunque ha fatto un appello alle istituzioni del Santo Padre, però l'umanità, il bene comune, è qualcosa che è verosimile. Sì. A me non sembra un comportamento umano fare arrivare gli immigrati e poi lasciarli liberi, come si può dire, al loro destino senza poi preoccuparsi di quello che sarà il loro destino.
Ma questo, certo, ma questa non è una colpa di un paese che deve organizzarsi, cioè che colpa ha il migrante che arriva e poi magari, non so, riesce a scappare, perché lei dice poi non scappano, ma questo dovrebbe essere lo Stato che si organizza per evitare che succeda. Ma guardi, io direi di più, che è vergognoso e deplorevole il comportamento dell'Europa, che vive Lampedusa come il confine d'Italia, non come il confine d'Europa. E l'Europa che è totalmente latitante, l'Europa che sa che molti di questi immigrati arrivano sulle nostre coste, siamo di fronte a una vera e propria diaspora e magari ambiscono o di restare in Italia o molto spesso di andare in Francia, in Germania e in altri paesi. Non si capisce per quale motivo questa Europa che è tanto attenta alle politiche dell'immigrazione magari non preveda di prelevare questi immigrati e portarli in Francia o da altre parti. Stiamo parlando di un'Europa che ha sospeso Schengen un paio d'anni fa, permettendo alla Francia di chiudere addirittura le frontiere. È una cosa vergognosa. Io spero che l'appello del Papa venga colto dall'Europa. Lei infatti ha detto anche questo, cioè portate questi migranti a Bruxelles. Guardi, io le faccio sentire la voce di Michele Cercone, che è il portavoce della commissaria europea per gli affari interni Cecilia Malmström. L'ho intervistato questa mattina, più avanti sentiremo l'intervista completa, ma gli ho fatto proprio una domanda specifica sul fatto che lei dice l'Europa non fa abbastanza e portateli a Bruxelles. Senta il portavoce del commissario Malmström, così poi lo commenta. Quello che posso dire è che se vogliamo guardare la fotografia europea della ripartizione dei profughi e dei rifugiati, credo che ci sia a guardare davvero i fatti. Nel 2013 sono arrivati in Europa 425.000 persone che hanno chiesto asilo e di queste 250.000 e oltre l'hanno chiesto in 3 soli paesi: Germania, Francia e Svezia. Il rapporto tra il numero di richiedenti asilo in Germania, che è circa 125.000, e quello italiano, che è di circa 28.000, parla da solo. Quindi credo che a volte bisognerebbe informarsi bene prima di parlare di possibili soluzioni o meno. Insomma, la situazione in Europa è molto chiara, ci sono paesi che sono sotto pressione migratoria di richiedenti asilo, ma se guardiamo la ripartizione complessiva, Francia, Germania e Svezia fanno già la parte di metà dei paesi dell'UE, quindi credo che ce ne sono altri, compresi l'Italia, che dovrebbero migliorare le proprie condizioni e cercare di rispettare i propri obblighi che derivano non solo dalla legislazione europea ma anche dai trattati internazionali come la Convenzione di Ginevra. Insomma, Zaia, Cercone in qualche modo respinge al mittente, dice no, sono paesi come Germania, Francia e Svezia che fanno il grosso dell'accoglimento dei profughi, l'Italia anzi è indietro. Ma guardi, risponde questo signore che io non conosco, immagino sia un dipendente, essendo un portavoce stipendiato dal commissario europeo dell'Unione Europea. Io dico che fa rabbrividire sentire un commento del genere. Quando un signore come questo dichiara che altri paesi fanno la loro parte, cita Germania, Svezia e Francia, io gli vorrei chiedere se arrivano con i gommoni in Svezia, in Germania e in Francia. Un discorso è l'asilo politico gestito con l'arrivo magari con un volo charter o con mezzi, diciamo, dove tu programmi un viaggio. Noi siamo davanti a una diaspora di disperati, questa è la verità. La qualità dell'immigrazione che arriva in Svezia, lo continuo a dire, non è quella del gommone che parte dalle coste libiche con gli scaffisti, è quella comunque di immigrati che chiedono asilo politico, chiedono ospitalità, ma con delle modalità che sono del mondo civile. Quindi questi esempi veramente li rispedisco al mittente. Questo signore non sa neanche di cosa sta parlando. Si preoccupi piuttosto di Lampedusa e di risolvere il problema, a parte il fatto che mi lasci dire i portavoce non risolvono i problemi, portano solo voce, quindi non hanno... il portavoce del commissario Malmström, essendo italiano, diciamo, ha anche un'accessibilità linguistica per noi giornalisti. Scusi, noi dobbiamo, glielo dice uno che è andato in Consiglio dei Ministri in Europa da ministro, noi dobbiamo smetterla di andare col cappello in mano in Europa. E guardi che non sto facendo politica, non penso all'europeo. Le dico che non possiamo andare lì a farci dare i compiti per casa, per l'economia, per il bilancio pubblico, eccetera, e poi davanti a un problema grossissimo come questo ascoltare il portavoce del commissario europeo che ci viene a fare la lezione. È scandaloso. Allora io
nel salutarla le faccio un'ultima domanda sulla questione delle grandi navi, che a Venezia e quindi in Veneto è molto molto sentita. Lei ha detto che entro fine maggio si deciderà quali saranno i percorsi per le grandi navi a Venezia. La sua posizione è, per esempio, lei non è di quelli che dice le grandi navi proprio non devono accedere a Venezia perché deturpano, non so, ha presente Adriano Celentano, tanto per capire? Ma guardi, evitiamo di fare demagogia, spieghiamo bene velocemente. Noi siamo tutti per la fuoriuscita delle grandi navi dal bacino del San Marco e dal canale della Giudecca. Punto. C'è un decreto da applicare per le navi con più di 40.000 tonnellate. Da questo momento in poi diciamo vogliamo mantenere la crocieristica, vogliamo l'attuale marittima, quindi terminal passeggeri, chiediamo semplicemente che sia identificata una viabilità acquea alternativa. Questa è la mia posizione. Altri dicono che la crocieristica non ci deve più stare a Venezia. In tutta sincerità, 4.000 occupati e rinunciare a tutto un traffico di turisti, sono circa 1.800.000 turisti, io non me la sento di dire che la crocieristica la dobbiamo regalare a Istanbul o al Pireo, perché questa è la soluzione. Quindi insomma un'altra via acquea, ma no a dire no alle navi, ecco, questo perché porta un indotto economico. Ma le posso garantire che ci siamo, cioè non è che sto parlando di fantasie. No, entro fine maggio si chiude questa partita. Infatti. Intanto la ringrazio Luca Zaia, grazie per essere stato con noi, governatore del Veneto.